A volte si dice, i casi della vita. Non ci si incontra per anni e poi per una serie di coincidenze si ritrovano di nuovo gli amici. È così infatti qui a Rovigo al Conservatorio Francesco Venezze che Stefano Bollani, durante un seminario, ritrova Mauro Beggio, che è uno dei docenti dei corsi jazz. L'occasione è quella di parlare agli studenti del conservatorio di tecnica di esecuzione, di trascrizioni, di analisi della musica, di piccoli trucchi e c'è anche la possibilità per i ragazzi di suonare con grandi artisti. Signore e signori, allora, noi pensavamo di partire direttamente. Prendiamo delle cavie, chi è che vuol venire? C'è un clarinetto lì. Fai jazz. Prendiamo subito delle. Ci sono. Allora, noi inizieremo così, dando il benvenuto al nostro amico Riccardo. Che adesso si siede lì perché suoniamo noi. Ora. Studiare l'armonia, studiare i suoni di Parker, è un po' quello che si fa un po' dappertutto anche a Siena Jazz, di prendere, non so, l'omnibook di Charlie Parker, guardare i soli, cercare di capire come ragione, eccetera. Quando mi sono trovato da solo poi a studiare sono sempre partito dalle cose che mi piacevano, che secondo me è meglio, cioè non c'è un percorso obbligato per cui bisogna per forza affrontare alcuni argomenti. C'è un vocabolario base che è un po' per il jazz moderno è un po' quello del bebop, per cui forse quello è meglio un po' masticato, qualsiasi strumento uno suona. A me il jazz mi piace molto quando la musica sembra creata sul momento e invece non lo è, magari, perché e questo accade per me, però accade anche con la musica classica. Io ho sentito una volta che Debussy suonava gli arabeschi di Debussy, ma in radio per caso, e pensavo fosse un jazzista che stava improvvisando. Quando hanno detto che era questo pianista, ho cercato il disco, perché è molto raro sentire un musicista classico che esegue una partitura dandoti l'impressione che la sta scrivendo in quel momento. E questo è molto bello, quando ci sono gruppi che sono pieni di arrangiamenti ma passano, ma non so, stessi gruppi di Mingus, gli arrangiamenti ci sono, non sono neanche magari scritti ma sono sistemati, però vanno. In altre musiche assolutamente no, senti la pesantezza, ma magari non è la naturalezza che cercano. Nei dischi di Zappa gli arrangiamenti sono pesantissimi, ma a lui non interessa far sembrare la cosa naturale, anzi, quello a cui tiene è che la gente sappia che La direzione dei corsi jazz del Venezze è affidata ad un musicista italiano, compositore, trombettista, Marco Tamburini. Marco, hai in programma altri seminari come questo? Sono in programma sicuramente altri seminari, ma la mia intenzione sarebbe quella di invitarli a turno, pian pianino, nel corso degli anni, un po' tutti i musicisti italiani e non italiani, quelli che capitano, che sono qua a fare delle serate, musicisti importantissimi, può capitare di averli. Insegnare jazz e avere piena libertà per quanto riguarda i programmi che possono variare a seconda. Io di solito cerco di fare. Ti deve tenere programmi ministeriali, comunque hai abbastanza libertà. È un modo di insegnare creativo. È una cosa che mi è piaciuta e in più ho trovato un ambiente molto favorevole qua e che mi ha anche, voglio dire, dal direttore al corpo insegnanti mi hanno anche dato una mano per andare avanti in questa impresa, perché quando arrivai qua c'erano 4 allievi. Adesso sono riuscito a fare una piccola big band, stiamo lavorando insieme con i ragazzi, loro scrivono ed è un dare una vera, una cosa che mi piace. Di solito, adesso ancora di più perché magari posso permettermelo, però ho sempre cercato di fare delle cose già dal lavoro che faccio di musicista, però anche le scelte nell'ambito del mio lavoro sono sempre state mirate a ciò che mi piace e che mi fa star bene. Quindi mi fa star bene insegnare, fare musica insieme, insomma, ai ragazzi.
Cioè, per quanto riguarda la cultura musicale bisogna assolutamente iniziare dalle scuole materne. E poi insomma fatta bene, anche perché ci sono un sacco di talenti lasciati, cioè che li lasciamo per strada. A parte il discorso dei talenti, però è giusto che tutti, cioè studiare musica, anche saper leggere musica, non sviluppa solo una pratica, diciamo, o strumentale o musicale, ma sviluppa il modo di pensare, il modo di vedere le cose. È una cosa importantissima, bisogna farlo fin dalle scuole elementari. Questa è una grossa mancanza del nostro sistema, diciamo, educativo. Il concerto della Big Band del Conservatorio Antonio Buzzolla di Adria è il saggio finale dove gli studenti si ritrovano insieme ai docenti e agli ex allievi all'interno di un organico jazz. Questo concerto è il corollario di un anno di studi e rappresenta il momento più significativo dell'attività del conservatorio. Incontriamo nella Villa Mecenati, sede del Conservatorio, Fabio Petretti, docente e coordinatore del Dipartimento Jazz, al quale chiediamo di parlarci dell'attività del Conservatorio. Allora, questa istituzione ormai da 4 anni si occupa di jazz a livello professionale. Infatti, dunque, siamo partiti una decina d'anni fa facendo dei corsi praticamente perché c'era molto interesse da parte degli allievi, insomma, che studiavano musica classica all'interno del conservatorio, e io ho cominciato appunto a fare dei corsi di tecnica dell'improvvisazione al di là del mio orario di lezione, perché c'era appunto questo interesse. Poi con la nuova riforma, insomma, ci è stato chiesto di presentare progetti sul biennio di specializzazione, triennio di jazz appunto, e abbiamo fatto questo progetto, siamo stati i primi in Italia a partire col biennio, appunto 4 anni fa, il biennio di specializzazione. Adesso oltre al biennio di specializzazione siamo partiti col triennio di formazione proprio per la musica jazz e anche quello ci sta dando molta soddisfazione perché qui riusciamo ad accogliere anche persone che hanno meno esperienza di questa musica e formarle veramente come noi vogliamo, insomma, con un tempo un pochettino più lungo, facendogli provare esperienze importanti, insomma, con musicisti importanti. Perciò cerchiamo, insomma, di rendere sempre interessante la nostra proposta formativa. Il Delta Jazz Festival è una manifestazione molto giovane, è nata l'anno scorso, è partita con l'idea di valorizzare il territorio polesano e soprattutto il Delta con i comuni del Parco, che è un'associazione che raccoglie i 9 comuni più importanti del Basso Polesine. Abbiamo pensato di cercare di scoprire il territorio tramite la musica. Già l'avevamo iniziato con il Delta Blues, che era un'iniziativa che voleva percorrere da Rovigo e toccare le foci del Delta. Con questa manifestazione abbiamo voluto avvicinarci molto di più, immaginare soprattutto quello che è successo con New Orleans, immaginare di trovare una contaminazione comune, e con i musicisti locali abbiamo inventato, tra virgolette, questo percorso musicale per il Delta.